Prima il ricordo, Jacopo, la sua memoria, affinché la musica diventi il linguaggio dell'anima per l'ultimo saluto di Cartigliano al 17enne ciclista morto in Austria. Per lui un'Ave Maria e l'applauso commosso dei quasi 1000 presenti al gran concerto Musica per il Sociale. Villa Morosini Cappello ha infatti ospitato un evento suggestivo come pochi, un progetto culturale e sociale nato per sostenere e incentivare la partecipazione di persone con disabilità agli eventi musicali. Sul palco l'Orchestra Regionale Filarmonica Veneta, il Coro Filarmonico Veneto, il Coro Accademia Teatro Cordo e il tenore di fama internazionale Francesco Grollo. Una serata che ha visto il Parco della Villa riempirsi di associazioni che operano nel sociale, tutte insieme per abbracciare l'idea di un mondo migliore e per ricevere il grazie dell'amministrazione comunale di Cartigliano. Musica e solidarietà, un binomio che ha regalato emozioni e speranze.